Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Rinvenuto il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione sulla spiaggia di Guardia Piemontese nel Cosentino. Potrebbe trattarsi del diportista tedesco scomparso in mare una settimana fa a Cetraro, ma per l'identificazione si attendono i risultati del DNA. Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla spiaggia di Guardia Piemontese, centro del Tirreno Cosentino. Non si esclude che possa trattarsi del turista tedesco disperso in mare la scorsa settimana a Cetraro. L'uomo, lo ricordiamo, era a bordo di una barca a vela insieme ad un connazionale che è riuscito a salvarsi. A causa del mare in tempesta, l'imbarcazione si è schiantata contro gli scogli e il diportista è caduto in mare. Le ricerche del turista tedesco sono andate avanti per giorni, ma del corpo del 67enne nessuna traccia. Oggi dunque la macabra scoperta sulla spiaggia di Guardia Piemontese, ma al momento non c'è nessuna certezza che si tratti proprio del diportista tedesco. Per identificare il cadavere dovrà essere effettuata l'analisi del DNA.